Le vetrine e i negozi all'interno sono già pronti, allestiti per le festività natalizie, ma con l'anno nuovo il Fondaco dei Tedeschi chiuderà i battenti e 226 dipendenti resteranno senza lavoro. La notizia è che negli ultimi 5 anni le perdite registrate dalla società di FS affittuaria di Benetton nel prestigioso edificio di Rialto superano gli oltre 100 milioni di euro con ciò che ne consegue è arrivata come una doccia fredda sui dipendenti e in città. Sindacati e politica si sono già mossi. L'assessore regionale al lavoro Mantovana ha detto di aver chiesto supporto dell'unità di crisi aziendali che ha già fissato un primo incontro tecnico con azienda e parti sociali. I tavoli inizieranno da lunedì, ma per la CGIL bisogna andare oltre. La scelta di liberarsi dei lavoratori, di cancellarli, di licenziarli, un licenziamento collettivo, trattarli quasi come fossero spazzatura. Ecco, questo fa evidenziare come il modello di sviluppo di Venezia non funzioni. Qui non serve guardarsi, parlarsi, servono fatti concreti e i fatti concreti li deve fare il governo. Quindi il sindaco deve pretendere che il governo convochi le parti, un gruppo internazionale deve vedere il peso di un governo di fronte a una scelta di lucrare sulla città, di lucrare su Venezia ed andarsene quando si è in difficoltà, liberandosi di chi ha determinato quei risultati e quei risultati economici anche per quell'azienda. Immediato l'intervento del senatore Dem Veneziano Martella, che ha presentato un'interrogazione. Non è possibile che dalla sera alla mattina si proceda con il licenziamento di più di 200 lavoratori senza che nessuno possa dire niente. È un modo di fare davvero inaccettabile. Per questo, per quanto di mia competenza, ho chiamato subito in causa il governo per chiedere di attivare un tavolo di confronto con l'azienda per fare in modo di salvaguardare i livelli occupazionali, che sono la questione centrale in un momento di difficoltà e di crisi come questo, che riguarda anche il nostro territorio. Non è certo possibile che i lavoratori rimangano a casa in questo modo. Già a Venezia non è facile avere lavoro e poter avere delle occasioni di occupazione nella città, non è possibile che si chiuda un capitolo così solo per il volere di una multinazionale. Aperture dalla società però al momento non ce ne sono, visto il continuo aggravarsi della situazione economica insostenibile da portare avanti dopo un periodo già complesso, dicono. Le perdite vengono ricondotte al Covid, poi c'è stata una ripresa, ma nel 2024 un nuovo crollo, determinato con tutta probabilità anche dal fatto che scarseggiano turisti russi e cinesi e il turismo è sempre più mordi e fuggi. Il contratto scadrà a settembre 2025, ma le attività cesseranno entro giugno per permettere i lavori di disallestimento. Il gruppo annuncia nuove aperture in Asia.